signore e signori, buonasera a tutti, benvenuti a questa edizione del TGP. Sta bene, Rica? Cominciamo subito con le notizie del giorno. Allora, un incidente stradale a Trapani oggi a Catena, in via Catito. Un tir si è scontrato con una cannalata. L'autobus che stava dietro è andato a finire dentro l'unico tombino che c'era. 2 i bambini tristi. I genitori dicono d'inverno sotto la pioggia e con il maltempo si deve giocare a casa con i giocattoli. Sono cose che succedono. Anche questo un altro incidente proprio strabiliante. A Balata Tibaita un'ape si scontra con uno scarabeo, coinvolta anche una vespa. Tutti e 3 sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale di Mosca, la prognosi DDT. Cosa significa DDT? Da definire tutto. Certo. Macello sotto inchiesta perché macellavano la mucca pazza. Una pazza invece rilasciata dal manicomio criminale nonostante faceva un macello. E questa è la legge del caciocavallo. Purtroppo anche questa è verità. Un'incredibile esplosione si è verificata nei giorni scorsi dentro un supermercato nel pieno centro di Marsala. Nell'orario di punta, infatti, mentre che la gente era intenta ad effettuare le compere giornaliere, è esploso un barattolo di piselli. 12 donne rimangono incinte. I mariti, in stato confusionale e sotto shock, si sono rivolti al direttore del supermercato per chiedere il risarcimento dei danni corporali delle loro mogli, nonché al pagamento delle cure di asportazione pretuberanza della loro fronte, verificatasi per la disgrazia. Il direttore, messo in stato di fermo dalle forze dell'ordine, ha dichiarato ai giornalisti di tranquillizzare l'opinione pubblica, poiché, mettendosi in contatto con la fabbrica di piselli, ha ricevuto la seguente risposta, ossia l'uomo del monte ha detto sì. Allora, mala sanità all'ospedale di Carrapipi. Un anziano che doveva essere operato di catarratte nell'occhio destro, hanno fatto l'intervento invece nell'occhio sinistro. Il primario viene denunciato, ma il pubblico ministero chiude un occhio e lo assolve. Sì. Anche la giustizia alle volte Sì. sbaglia. Alla Sicilia hanno dato il Nobel per la pace perché è l'unico paese arabo non in guerra. La Sicilia ha pochi angoli, ma lati tanti. Con le prossime gare veliche, Trapani, ormai sede della manifestazione internazionale, per l'occasione cambierà nome per adeguarsi anche lei alla pronuncia americana. Difatti, anzi Trapani si chiamerà Black & Decker. Abbiamo un altro caso di mala sanità. Una signora di 94 anni si era ricoverata all'ospedale di Levanzo con una brutta ferita alla gamba. Un morso di coniglio, pensate. Un morso di coniglio. La donna Nanna Bava, non è così come anziana, no? Sguidata, no? Sì. Sguidata. È stata sottoposta all'intervento di amputazione, ma ahimè invece di amputare la sinistra hanno amputato la gamba destra. Il primario è stato denunciato a piede libero. Mentre a Mazzara del Vallo, nella centralissima via Salemi, un noto falegname, mentre era impegnato col suo lavoro, viene colto da un raptus improvviso. Impazzito esce fuori dal suo esercizio commerciale e comincia a tirare i suoi attrezzi di lavoro alla gente di passaggio. Un anziano di 90 anni viene ripetutamente colpito con violenza da alcuni attrezzi, rimanendo purtroppo svenuto a terra per il dolore e le ferite riportate. Trasportato di urgenza all'ospedale di Mazzara del Vallo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso, che era stato causato da un ultimo attrezzo lanciato dal falegname, ossia una sega. Per esempio, in una scuola di Campobello di Mazzara, un professore di geometria picchia un alunno a colpi di compasso, pensate. È stato assolto in tribunale pieno. Succede anche questo. Mentre a Marsala, in un appartamento del centro storico, una ragazza di 25 anni scoppia di salute. Gravissimi i genitori. Allora, con questo maltempo che c'è stato in questi giorni,
una nave carica di vino al largo di Marittimo stava per affondare, ma grazie a 3 uomini di equipaggio molto coraggiosi è finita a lieto fine. I 3 hanno fatto in tempo a bere tutto il vino che c'era nelle stive, così la nave si è alleggerita e sono riusciti ad attraccare al porto di Marittimo. Domani il ricovero dei marittimi per cirrosi epatica cronica ma eroica. Trapani. Un incidente stradale si è verificato ieri notte nella centralissima Gibbi Fardella. A causa forse di una scadente illuminazione, un giovane ottantenne in sella alla sua potente moto Kawasaki 5000 si schianta violentemente contro l'unico lampione acceso in quell'ora. 10 minuti dopo, alle 23:30, si sono spenti entrambi. Vediamo dalle immagini la potente moto fotografata prima del tragico incidente. Cambiamo pagina. Espulsi dal Festival di Sanremo i Negro Amaro, i Neri per caso, ad Enzo Paolo Turco. Perché? Non avevano il permesso di soggiorno. Andiamo avanti. È sempre la causa di un incidente motociclistico. È stato per una signorina, se possiamo chiamarla signorina, ma molto famosa, che muore all'età di 28 anni. Pensate bene, la famosa ballerina di danza classica Karen Mossi. Nata da una famiglia mazzarese ma di origini spagnole, cominciò la sua carriera di ballerina fin dall'età di 5 anni. La vediamo nella foto esibirsi in una delle sue famose gare e in sella alla sua potente moto, causa purtroppo della sua tragica fine. Dalle immagini vediamo anche il dispiacere del fratello Peppe Mossi e della cognata Maria Quantè. Durante uno dei lavori di scavo a Salinunte è stato rinvenuto un cadavere. Si pensa addirittura che si tratta di una donna del Medioevo perché munita di cintura di castità. Sia gli archeologi che le forze dell'ordine stanno indagando sulla chiave. Incredibile operazione dei carabinieri invece di Castelvetrano, che dopo alcune intercettazioni telefoniche sono riusciti finalmente a rintracciare il famoso comico mazzarese Vincenzo Stuccato. Invalido fin dalla nascita e accusato durante un suo show di aver fatto morire dalle risate 31 persone e di aver causato il ferimento di altre 47, il comico, vistosi circondato dalle forze dell'ordine, ha pensato bene di darsi alla fuga in groppa alla sua potente sedia a rotelle turbo. I militari, dopo un lungo inseguimento per le vie della città, sono riusciti finalmente a fermarlo, denunciandolo a piede libero. Allora, questo è un annuncio che ci è arrivato poc'anzi. È stata smarrita una passera di colore rosso. Chi abbia avuto sue notizie o chi è stato in grado di vederla anche di schicio è pregato di rivolgersi all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, reparto ginecologia, grazie. Questa ha importanza perché questa passera praticamente era al primo volo, l'unica che si può trovare in questi periodi. Eh sì, di questi periodi proprio le passere non si vedono. Bene, passiamo ora a un pesce suicida trovato a 500 metri di altitudine con un palloncino legato al collo. Ha detto: non voglio vivere più. Stanotte una cosa allucinante. Sono stati rubati a Trapani, nella chiesa del Purgatorio, intorno alle 2:30, tutti e 20 i gruppi dei Sacri Misteri di Trapani. I ladri poi si sono dileguati a piedi nelle vie del centro storico. Nessuno ha visto o sentito niente. E sempre a Trapani, al liceo scientifico, un professore uccide un alunno con un ferro da stiro. Messo alle strette dalle forze dell'ordine, ha fatto la seguente dichiarazione: aveva preso una brutta piega. Mentre passiamo ora all'ultima notizia del giorno, Mazzara del Vallo. Un'incredibile rissa di notevoli proporzioni si è verificata ieri mattina all'entrata di un noto esercizio commerciale di Mazzara del Vallo. Il negozio,
noto nel Mazzarese per quanto riguarda la vendita di abbigliamento unisex, all'incredibile prezzo di €1 al pezzo, pensate bene, stava per aprire le porte alla lunghissima fila di persone che aspettavano di poter usufruire di questo incredibile prezzo. Stando alle dichiarazioni dei testimoni, la scintilla è partita da un giovane di circa 29 anni, mazzarese sempre, che voleva a tutti i costi superare la coda di persone per arrivare primo. All'entrata suscita così l'ira di moltissimi accodati che non hanno sopportato l'affronto subito. Ad avere la peggio naturalmente è stato il giovane 29enne che dopo le percosse subite è stato ricoverato all'ospedale generale di Mazara del Vallo con prognosi riservata, riportando la frattura di 3 costole, una gamba, 6 dita, tutte e 2 le braccia, nonché il collo spezzato e la spina dorsale lesionata. I carabinieri di Mazara del Vallo, vista la gravità della situazione che si era verificata, hanno deciso di interrogare il malcapitato per capire il perché del suo insano e folle gesto. L'uomo, nonostante le sue gravi condizioni, ha deciso di fare la seguente dichiarazione: volevo solo aprire il negozio. Amici telespettatori, per il momento questo è tutto. Un saluto da Albi e un saluto naturalmente da Max. a dopo. A Sabenerica.